Il tatuaggio è una delle pratiche più antiche che l'uomo svolge sul proprio corpo. Addirittura sono stati trovati tatuaggi in una mummia ritrovata sulle Alpi nel 1991, datata all'incirca nel 3300 a.C. Una regina, sulla mummia di una regina egiziana. E in effetti già dall'Egitto c'era la consuetudine di tatuarsi addosso per motivi vari, tribali e quant'altro. Venne vietato da Costantino in epoca romana, anche se molti, per sottolineare l'appartenenza alla religione cristiana, si tatuavano lo stesso la croce di Cristo. In effetti oggi c'è una specie di moda che riguarda il tatuaggio. Conosciamo benissimo i tatuaggi del duca d'Aosta e della sua famiglia, quasi completamente pieni di tatuaggi, che hanno un significato nobiliare. Ci sono tatuaggi di tipo tribale, tatuaggi d'amore, poi ci sono dei tatuaggi accidentali, ossia la permanenza di alcune sostanze a seguito di traumi o incidenti stradali. Il tatuaggio fatto in maniera non professionale può trasmettere delle malattie, anche gravi, come l'epatite C e l'AIDS, che sono malattie mortali, e può trasmettere anche altri tipi di malattie, ovviamente da soggetto a soggetto utilizzando aghi non sterili. Questo non succede col tatuatore professionista. Un altro rischio è la difficoltà di rimuovere un tatuaggio perché è fatto appunto male, è fatto con l'approfondimento del colore del pigmento a varie profondità della cute e non sempre alla stessa altezza. Il tatuatore professionista questo lo sa e quindi utilizza delle macchinette elettriche che lo fanno sempre alla stessa altezza. Un altro rischio può essere delle reazioni allergiche, che sono veramente molto rare per ciò che riguarda il tatuaggio di colore nero, mentre invece sono abbastanza più frequenti con altri colori. Infatti i colori che vengono utilizzati per fare il rosso, il verde, sono prodotti a base di mercurio, di cadmio, sono delle sostanze che possono dare delle reazioni allergiche anche gravi e anche a distanza di anni. E oggi mi faccio il tatuaggio, dopo 2 anni ho una reazione. Sono costretto a rimuovere il tatuaggio perché altrimenti avrò dei problemi di tipo allergico. E poi c'è un'ultima cosa da non trascurare, il famoso fenomeno di Koebner. Alcune malattie della pelle, come la psoriasi, il lichen, possono manifestarsi proprio sulla sede di un tatuaggio come reazione al tatuaggio stesso. Quindi non è una reazione allergica, ma è un presentarsi di una psoriasi o di un lichen, che sono delle malattie molto fastidiose della pelle, proprio sulla sede di un tatuaggio. E questo a prescindere dal colore. Allora, i costi sono vari, a secondo delle dimensioni del tatuaggio, del colore e da come è fatto, ovviamente. Non quantifico perché si parte da qualche centinaio di migliaia di lire o da qualche centinaio di euro, chiedo scusa, per seduta, ma a quello che conta poi sono il numero delle sedute, che hanno una cadenza che deve essere almeno ogni 20 giorni. Ci può volere anche 1 anno o 2 per la rimozione di alcuni tatuaggi, ecco. Dipende, ripeto, dalle dimensioni del tatuaggio. Si utilizza solo un tipo di laser per la rimozione del tatuaggio che è il Q-Switched. È un laser molto costoso, le cui sedute sono abbastanza costose e che hanno pochi dermatologi.